Il terreno agrario, il terreno in generale, è il posto nel globo, nel mondo, in cui c'è la maggiore biodiversità, nel senso di la maggior quantità di organismi viventi di tutte le tipologie, diversi fra loro, che però collaborano fra loro. In questi periodi penso a parlare di diversità non solo come non un problema, ma addirittura come vantaggio, credo sia una cosa abbastanza controcorrente. E mi piace pensare al terreno come un posto, quello agrario che sta qua fuori, insomma, quello che caratterizza la comunità, perché una comunità è caratterizzata sicuramente da una lingua, dalle relazioni che ci sono, ma anche da come vive, dal paesaggio che ha attorno e da quello che mangia. Guardando dal punto di vista biodiversità, questo significa la biodiversità del terreno, che dicevo un attimo fa, solo per dare un numero, per darvi un'idea, su un ettaro di terreno di queste zone qui ci vivono, sotto il terreno, nei primi 25-30 centimetri, più o meno 30 quintali di organismi vari che collaborano fra di loro. Quindi pensate a quanti miliardi di microrganismi servano per fare 30 quintali di massa viva. L'altra cosa però che mi piace collegare è quel fatto che dentro ognuno di noi ci sono almeno 800 grammi di microrganismi, che non siamo noi, sono 800 grammi che pesano sulla bilancia quando saliamo sulla bilancia, ma che non è roba nostra, quindi possiamo sentirci alleggeriti, un po' meno in colpa quando ci sentiamo un po' incicciti, che sono di nuovo microrganismi che abitano nel nostro intestino. Guarda caso quelli del terreno da cui proviene la roba che mangiamo sono in diretta correlazione con quelli che abitano dentro di noi, e quelli che abitano dentro di noi sono quelli che in buona parte decidono se stiamo bene o se stiamo male. Non solo mal di pancia o roba del genere, ma anche la nostra tendenza alla depressione, a malattie di quelle che si spiegano fino a un certo punto, lo stesso alle intolleranze. Buona parte delle intolleranze al glutine e ad altre non è tanto decisa dal nostro microorganismo, ma da quegli 800 grammi che vivono dentro di noi, che derivano, ripeto, da quello che mangiamo, da dove siamo nati, perché noi il primo gruppo di microrganismi che compongono il nostro bioma intestinale deriva dalla mamma, quindi c'entra con la famiglia e con la genetica che viene prima di noi, e con quella che verrà dopo di noi, perché noi gliela passeremo, e con quello che mangiamo, quindi di nuovo si ricollega col terreno. Ora, perché un sindaco, perché una comunità dovrebbe preoccuparsi allora della biodiversità dei propri terreni? Perché deve preoccuparsi dello stato di salute e di benessere, non solo di salute, io vorrei parlare di benessere onestamente, delle comunità che vivono in quei luoghi. Quindi quello che mangiano, il posto in cui vivono, quello che respirano, quello che vedono quando escono di casa, influenza profondamente quegli 800 grammi di gente che abita dentro di noi e in fin dei conti influenza noi.